Una rosa rossa munita di tricolore per commemorare le vittime di femminicidio. Più di un centinaio questo pomeriggio a Spinea al corteo contro la violenza alle donne. Spinea, città particolarmente funestata dagli omicidi, ben 2 soltanto in questi ultimi 2 mesi. Una sorta di via crucis in silenzio per commemorare ad ogni fermata Vera, Lilia e Roberta, le 3 donne barbaramente uccise dagli ex partner, e ricordare al contempo chi, sfuggita alla mattanza, è a sua volta vittima, i figli rimasti orfani di uno o più genitori. Questa la dedichiamo a Vera e soprattutto vogliamo anche dedicare questo piccolo messaggio floreale alle 2 figlie. La nostra comunità è stata anche colpita di recente da un fatto piuttosto grave e quindi a maggior ragione siamo qui tutti insieme oggi. E si spiega in maniera semplice che purtroppo non sempre le cose vanno bene e che è giusto anche, essere presenti per far sì che tutti si accorgano del problema e per far sì che venga trovata una soluzione il prima possibile, per far sì che l'aiuto sia maggiore in questi casi. Per sostenere appunto questa causa che è abbastanza sentita in questo periodo e purtroppo per le cose che sono successe ultimamente sempre più frequentemente. Una passeggiata in silenzio durata oltre un'ora perché nel ricordo rimanga la promessa di aiutare e di farsi aiutare, non esitando di chiamare il numero antiviolenza 1522 per prevenire nuove tragedie e ricevere un fiore come gesto di gioia e di vita e non di morte. Questo per Roberta.